Ne parlavamo a inizio anno quando annunciavamo che la Regione Veneto con una nota aveva segnalato l'opportunità di vedersi assegnati contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, in modo da ridurre i fenomeni di degrado sociale e ambientale per migliorare il decoro urbano. L'intervento a cui mirava Chioggia erano la copertura e la chiusura perimetrale dell'arena d'uso, in modo da poterne usufruire durante tutto l'anno. Nella richiesta di finanziamento erano compresi anche gli interventi di manutenzione della struttura preesistente, deteriorata dagli agenti atmosferici, oltre che dei numerosi atti vandalici ad opera di individui che hanno potuto accedere alla struttura con facilità anche per la mancanza della chiusura perimetrale. L'intervento che era stato proposto quindi intende riqualificare l'edificio dando la possibilità di usufruirne anche durante la stagione invernale, proponendo inoltre una rigenerazione urbana dell'area. Era stato fatto un preventivo sommario di circa 3.953.000 euro, di cui 1.200.000 per la copertura e 600.000 per ripristinare ciò che tempo, intemperie e vandali avevano danneggiato. La copertura era già stata definita ammissibile ancora nel 2021, ma non finanziabile. In seguito sono state stanziate ulteriori risorse che rendono l'intervento finanziabile. Intervento che rientra tra i progetti del PNRR. Il Comune di Chioggia, soggetto attuatore, aveva l'obbligo di affidare i lavori entro fine luglio e terminarli entro fine marzo del 2026. Seguendo il cronoprogramma, i lavori sono stati ora appaltati a un operatore di Roma, la ditta Andreola SRL. Si può quindi passare allo step successivo.